Ponzano Veneto è un paese sotto shock dopo la morte del bimbo di 2 mesi per il trauma cranico riportato accidentalmente mentre era in braccio al papà, straziati dal dolore i genitori mentre la nonna disperata ripete nessun senso di colpa, è stato un incidente. Montagna devastata, il gesto commovente di un bimbo di Mira che ha spedito al sindaco di Rocca Pietra una lettera con un disegno dei boschi donando i suoi risparmi, 5 euro. Oggi è sopralluogo degli industriali veneti nella montagna colpita mentre si registrano nuovi atti di sciacallaggio. Intanto il flagello Maltempo arriva all'Europarlamento a Strasburgo. 3 anni fa l'orrore per la strage dell'ISIS a Parigi in cui perse la vita anche Valeria Solesin, la famiglia ancora chiusa nel silenzio i messaggi di vicinanza dallo Stato. Da Palazzo Balbi il presidente Zaia scrive mai più. Ladri in casa, attimi di paura per un'anziana del quarto d'Altino che ai nostri microfoni lancia un appello: ridatemi almeno le fedi del matrimonio. Riforma del credito cooperativo, tra le voci critiche anche il no del sindacato Fabi, il più rappresentativo in Veneto. Sono partiti stamattina da Jesolo 500 metri cubi di sabbia diretti verso il Vaticano, lì prenderà vita la Natività di Sabbia che dopo 16 anni nel comune litorale quest'anno sarà realizzata in Piazza San Pietro. Telespettatori di Antena 3, buonasera, buonasera e ben trovati all'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano dunque la cronaca di una comunità straziata, una comunità sotto shock per la morte di un bimbo di appena 2 mesi. Parliamo di Ponzano Veneto, nella Marca Trevigiana. Il bimbo di 2 mesi è quello appunto morto per un fatale trauma cranico riportato accidentalmente mentre era in braccio al papà. Straziati dal dolore ovviamente i genitori, mentre la nonna ripete è stato un incidente, nessun senso di colpa. Quell'ultimo maledetto gradino, quello che papà Diego non si è accorto che mancava ancora per scendere la scala di casa. Non se n'è accorto perché in braccio aveva il piccolo Martino e quando ha compiuto l'ultimo passo, pensando di avere il pavimento sotto i piedi, si è trovato il vuoto, si è sbilanciato sbattendo lui contro la porta di fronte e il bambino di appena 2 mesi contro lo stipite della porta della stanza in cui mamma Sara stava stirando. Devastati da un dolore lacerante, Diego Scatena, finanziere del nucleo di polizia economico-finanziaria di Treviso, e la moglie Sara Bortoluzzi ci accolgono in casa in via Roma a Paderno a condizione che la telecamera rimanga fuori dalla porta. Con loro c'è la mamma di lui, arrivata da Gualdo Tadino, che parla di tragedia immensa e ribadisce non ci sono sensi di colpa, è stato un incidente. L'altro figlioletto di 4 anni della coppia è a scuola. Per fortuna, ci dice il papà, non era in casa al momento dell'incidente. Piano piano gli si dovrà raccontare la verità, che il piccolo Martino non c'è più, morto alla vigilia del suo onomastico per il gravissimo trauma cranico riportato. Non sono caduto, non sono ruzzolato, ci ripete Diego, che ci mostra le scale, quel gradino di cui non si è accorto, sullo stipite l'immagine di una Madonnina. Racconta quegli istanti già riferiti più volte, prima al posto di polizia dell'ospedale di Padova, poi ai carabinieri. Eventuali responsabilità penali sarà la procura di Treviso a doverle accertare, ma tutto è marginale, tutto è secondario. Per la prima volta da giorni stanotte sono riusciti a dormire. C'è il dolore, ma ci sono anche le cose pratiche da fare. Abbiamo parlato con il parroco, abbiamo visto la tomba. Proprio il parroco in chiesa domenica aveva dato la notizia invitando la comunità a pregare per questa giovane famiglia colpita da una disgrazia tanto banale quanto crudele. Sui banchi anche il sindaco di Ponzano, Monia Bianchin, che ricorda quegli istanti. Io non ho veramente, non dico parole, ma non ho avuto neanche pensieri in quel momento, se non quello di pensare ai genitori che stanno attraversando veramente una tragedia. E il mio pensiero in questo momento come sindaco, ma soprattutto come persona, va a loro, alla famiglia che in qualche maniera dovrà trovare la forza e il coraggio di andare avanti. Lo stesso sconcerto a Vascon, dove vive la famiglia di Sara, nella casa in fondo alla stradina ancora i fiocchi azzurri sul cancello per festeggiare la nascita di Martino il 13 settembre, lo stesso giorno della mamma. Il fiocco con il suo nome, tutto si è fermato nel brusco passaggio, dalla gioia al pianto. Da parte mia e da parte dell'amministrazione, per qualsiasi cosa, per qualsiasi necessità avessero, siamo a loro completa disposizione. È una notizia che giuro ha segnato profondamente la comunità. È vero, non era una famiglia originaria, conosciuta nel territorio, ma questo non vuole dire niente. Quando c'è di mezzo, lo sappiamo, i bambini, la comunità si stringe veramente attorno ai genitori e in questo caso un pensiero particolare anche al fratellino. Una storia terribile, davvero terribile, la storia invece di un bambino di 9 anni di Mira che si chiama Achille, e con essa apriamo la pagina sulla montagna, il nostro sguardo sulla montagna devastata. Lo facciamo però con una notizia di speranza, una notizia
che viene appunto dal veneziano, perché Achille, questo bimbo di 9 anni, ha scritto una lettera al sindaco di Roccapietro, il sindaco del paese simbolo della montagna devastata, donando i suoi risparmi, 5 euro, e spiegando che vorrebbe rivedere quei boschi. Sentiamo. Il più bello che ha avuto Roccapietro in questi giorni è questa lettera di questo Achille, che ormai è diventato un nostro amico. Achille, 9 anni appena, di Mira nel veneziano, ha preso carta e penna, ma non solo, anche matite e colori, e ha scritto al sindaco di Roccapietore, comune bellunese ai piedi della Marmolada, tra i più colpiti dal maltempo delle scorse settimane, inviandogli 5 euro. Mi piace molto andare in montagna, scrive Achille, e siccome mi dispiace per quello che è accaduto vorrei rivedere montagne con i boschi, vi dono un aiuto con i miei risparmi. Ci ha commosso un po' tutti e abbiamo tenuto la lettera proprio come un oracolo, perché è un bambino dolcissimo che probabilmente ha dato, non dico tutto quello che ha, ma buona parte di quello che aveva nel salvadanaio. Il piccolo Achille racconta al sindaco di amare così tanto la montagna da voler entrare da grande nel corpo forestale. Adesso cercheremo di contattarlo e lo ringrazieremo nel migliore dei modi. Intanto la faccio girare perché è proprio simbolica della situazione e anche della grande umanità di questo nostro amico piccolo. Intanto dai gesti di solidarietà alla montagna devastata anche quelli ignobili invece di chi approfitta del caos per andare a rubare nelle case. Ancora purtroppo episodi di sciacallaggio nella montagna devastata, mentre oggi è stato il giorno del sopralluogo anche degli industriali veneti. Gli sciacalli non si fermano nemmeno davanti al dramma dell'alluvione. Approfittando della confusione che ancora regna nell'Agordino devastato dal maltempo, i ladri come avvoltoi hanno saccheggiato 2 abitazioni ed un negozio di gioielli di Agordo. Hanno arraffato 1.500 euro e 2 pistole in una casa, 1.000 euro nell'altra ed un prezioso anello nella gioielleria. Indagano le forze dell'ordine, costrette ad occuparsi anche di questi gesti ignobili in un territorio che in questo momento ha ancora un enorme bisogno di aiuto e sostegno. Quello che oggi ha chiesto al governo il presidente di Confindustria Veneto Matteo Zoppas, visitando le zone disastrate. Il sistema imprenditoriale veneto è pronto ad offrire la propria solidarietà ed il proprio contributo a cittadini ed imprese del bellunese, ma, ha detto Zoppas, chiediamo anche al governo di mettere le imprese nelle condizioni di affrontare il picco di lavoro necessario alla rimozione dell'impressionante quantità di alberi falciati dal vento. C'è bisogno di una deroga al decreto unità sulla parte della flessibilità, evidentemente queste aziende non riescono a portare a termine il loro lavoro o poi naturalmente avrebbero delle conseguenze sull'organico strutturale. Intanto nelle valli si continua a lavorare incessantemente perché se molto è stato fatto, molto resta ancora da fare prima che arrivi la neve. Di grave c'è da ripristinare la viabilità in tutte quelle zone dove magari un ponte è crollato, dare un ponte provvisorio affinché anche le frazioni più lontane possano non abbandonare le case perché non ci si potrebbe più arrivare. Poi sono quelle di dare l'acqua con stabilità nella zona più a nord di Roccapietore, perché in questo momento ancora hanno un depuratore provvisorio, quindi si spera che invece arrivi il ripristino dell'acquedotto, e poi anche verificare che la corrente elettrica non ceda alla prima nevicata come successe tanto tempo fa. Nel frattempo la devastazione della montagna arriva anche all'Europarlamento. A Strasburgo la richiesta degli europarlamentari a attivare con urgenza il Fondo di solidarietà europeo, anche per lanciare un messaggio dall'Europa all'Italia. L'alluvione che ha devastato le Dolomiti arriva sul tavolo dell'Unione Europea. A chiedere che venga attivato con urgenza il Fondo di solidarietà l'europarlamentare altoatesino Herbert Dorfmann ieri nella seduta plenaria dell'Europarlamento a Strasburgo. La solidarietà deve diventare concreta. È certo che serve anche la prevenzione, però la gente colpita di prevenzione in questo momento ha poco vantaggio, serve aiuto. Serve l'aiuto concreto, quindi dobbiamo fare di tutto affinché si apra
il fondo di solidarietà. Un aiuto concreto per le regioni colpite dal maltempo, ma anche un'occasione, secondo l'europarlamentare della Südtiroler Volkspartei, per dare un'immagine diversa dell'Unione. Viviamo in Italia in un momento dove a volte mi sembra che l'Unione Europea viene resa responsabile per tutto. L'Unione Europea è responsabile per le difficoltà economiche del Paese, per le infrastrutture che crollano, per i flussi migratori. Viene dipinto un quadro molto buio dell'Unione Europea e quindi questo è anche un'occasione per noi, un'occasione per far capire agli italiani, alla popolazione italiana, che esiste l'Unione Europea che aiuta, l'Unione Europea solidale, che l'Unione Europea che in un momento di difficoltà sta dalla parte della gente. È una giornata di memoria anche oggi, perché è il 13 novembre, 3 anni fa la strage del Bataclan colpì anche il Veneto, colpì Venezia con la morte di Valeria Solesin. Tra le molte vittime degli attentati che il 13 novembre di 3 anni fa sconvolsero la città di Parigi anche il nome di Valeria Solesin, la giovane ricercatrice veneziana, brillante laureata della Facoltà di Sociologia di Trento, ricercatrice di talento, cittadina europea, impegnata nell'azione a favore dei meno fortunati. Tra gli interessi di Valeria i modelli di organizzazione del lavoro e della società, ambiti in cui sono possibili forme di integrazione e di inclusione sociale. A Venezia il suo ricordo è stato racchiuso nel valore simbolico del ponte a lei intitolato nel maggio dello scorso anno, che accorcia la distanza fra il campus universitario di Ca' Foscari e la stazione ferroviaria. Lei era una persona normale che riusciva a coniugare il lavoro, lo studio con tutte le altre gioie della nostra vita, come lo sport, gli amici, il fidanzato, le attività sociali, il volontariato. E questo secondo me era proprio la sua più grande peculiarità. Era riuscita a conquistarsi una vita molto normale, molto felice, pur portando avanti un impegno di lavoro e di ricerca molto importante. Così lo scorso anno, in occasione dell'inaugurazione del ponte a Venezia, Luciana Milani Solesin chiese di ricordare sua figlia, vivace, attiva, compagnona, amante dello sport. Una ragazza che conduceva una vita normale come i coetanei che con lei quella sera si trovarono al Bataclan per assistere al concerto degli Eagles of Death Metal e lì vennero massacrati. Per i suoi funerali si fermò Venezia e la nazione intera. Oggi il ricordo della giovane è stato al centro di numerose iniziative, ma anche di semplici messaggi di vicinanza alla famiglia. Sui suoi profili social il presidente della regione, Luca Zaia, ha commemorato Valeria Solesin e con lei tutti coloro che hanno pagato un tributo di sangue e di dolore al terrore islamico. Ed ora parliamo di sicurezza in tutte le province del Veneto, l'arrivo di nuovi carabinieri, 47 in servizio da ieri nel territorio di competenza del veneziano. Un contingente, un rinforzo molto importante, rilevante, ci consente di coprire i nostri presidi in maniera proprio efficace. Già da ieri sono entrati in servizio queste nuove risorse. Nuova linfa e nuove energie in campo per l'Arma dei Carabinieri. Da lunedì stazioni e tenenze della città metropolitana si sono arricchite di 47 nuove unità. Si tratta di un'assegnazione storica, mai vista in passato, che contribuisce a rafforzare, oltre che i dispositivi di controllo, anche le risposte concrete ai cittadini. Si tratta dei carabinieri che saranno di servizio per strada e saranno a ricevere il pubblico nei presidi che l'Arma rappresenta sul territorio. Gran parte delle risorse sono anche state destinate ad esempio qui a Mestre e nel centro storico di Venezia e le isole. Parliamo di Mestre, Spinea, Noale, Scorsè, tanto per capirci sono una quindicina di carabinieri, oltre a quelli che sono stati destinati al centro storico di Venezia, comprese anche poi le isole Murano, Burano, Pellestrina. Le nuove risorse rappresentano un rinnovato segnale di impegno a favore di una sicurezza sempre più visibile e presente, oltre che facilmente accessibile. La presentazione dei rinforzi è stata occasione per ricordare come il quadro della situazione nel territorio veneziano sia segnato dal calo dei reati nell'ordine del 10%. Intanto i carabinieri nel Padovano mettono a segno un importante colpo riuscendo a bloccare 2 violenti rapinatori.
Se li è trovati davanti a casa mentre rientrava per pranzo, uno in giacca blu e berretto bianco, in quello che voleva essere un travestimento da vigile urbano, l'altro con una casacca da operaio, sedicente addetto dell'acquedotto. All'80enne di Monselice hanno raccontato che erano lì per verificare la potabilità dell'acqua. Ciò che l'anziano non poteva sapere era che quei due giovani di 23 e 25 anni, senza fissa dimora, nati in Italia ma con passaporto croato, avevano diversi precedenti per reati contro il patrimonio, con escursioni anche in Francia, Germania e Svizzera. È una modalità purtroppo ormai comune quella di fingersi operatori di polizia piuttosto che addetti a società telefoniche o dei servizi pubblici essenziali per poter introdursi nelle abitazioni e poi una volta all'interno truffare i malcapitati o, come in questo caso, addirittura rapinarli dei propri averi. Una volta in bagno il duo ha usato dell'ammoniaca per rendere più credibile il responso di contaminazione da mercurio nell'acqua e annunciare un'attività di bonifica che prevedeva la raccolta di tutti i preziosi presenti in casa, monete antiche in oro prelevate dalla cassaforte e del cellulare, in un sacchetto da mettere a riparo in frigorifero. L'anziano si è insospettito e ha detto di voler chiamare i carabinieri per una verifica. La reazione è stata violenta. Scaraventato a terra con un pugno al costato, l'uomo ha perso i sensi per qualche istante. 30 giorni di prognosi. L'anziano ora sta bene, certo nell'immediatezza le lesioni che ha riportato sono state lesioni importanti nel fisico e sicuramente anche da un punto di vista psicologico. Le indagini dei carabinieri, i fatti risalgono a inizio settembre, hanno portato a rintracciare i due, uno a Monselice e l'altro ad Adria. Siamo riusciti a risalire a loro tramite un lavoro investigativo importante fatto dalla stazione di Monselice, quindi la conoscenza del territorio, l'individuazione dei possibili sospettati e poi oggi abbiamo chiuso il cerchio assicurando questi due malviventi alla giustizia. Intanto però i colpi continuano soprattutto nelle abitazioni, come a Quarto d'Altino, dove un'anziana appunto si è vista svaligiare la casa e adesso ai nostri microfoni lancia un appello: ridatemi almeno le fedi del matrimonio. L'80enne Maddalena Golfetto è ancora sconvolta e trattiene le lacrime a stento. I malviventi entrati di pomeriggio a casa sua dalla terrazza di una cameretta al primo piano di via Leopardi, a 2 passi dal centro di Quarto d'Altino, le hanno messo sottosopra l'intero appartamento per cercare i pochi averi che la pensionata teneva in casa. Hanno portato via tutto l'oro, indumenti, soldi, e più di tutto che mi interessa sono le fedi. Fra i vestiti erano nascoste alcune banconote, ma quello a cui teneva di più la signora Maddalena non sono gli oggetti in oro e di contanti. La donna al nostro microfono confida la sua rabbia. I malviventi, oltre a lavorare indisturbati, una volta entrati nel bagno hanno trovato un portagioie dove erano riposte le due vere del matrimonio e con gli occhi lucidi ci confida: le fedi erano state saldate insieme, non posso rimanere senza quel ricordo. Sono andati in bagno, hanno trovato questa scatoletta che c'erano dentro gli orecchini, l'orologio e queste fedi. Le fedi erano particolari, perché? Perché erano affettivi per me. Se i malviventi hanno un cuore dovrebbero capire ed avere la bontà di restituirmi quei pochi grammi d'oro che certamente a loro non cambieranno la vita. Vivo sola e quell'anello è il mio ricordo più caro. E io non è che ho paura, ho rabbia. Dentro di me c'è tanta rabbia, tanta, perché non deve succedere queste cose. Nello stesso giorno a Quarto d'Altino la banda di malviventi ha compiuto un vero e proprio raid entrando in altre 2 case. L'indomani stessa missione e a farne le spese questa volta sono state altre famiglie. Fino alle 6 penso che sono stati qua da me e dopo altre famiglie. Quante? 2. E il giorno dopo anche? E il giorno dopo un'altre 2. Sono molti i residenti allarmati che chiedono, visto l'intensificarsi dei furti negli appartamenti, un maggiore controllo da parte delle forze dell'ordine. Identificato, siamo a Padova grazie a un filmato girato con il telefonino dal marito della vittima, un uomo accusato di molestie a una donna di Padova.
Non solo aveva molestato una cinquantenne padovana che rientrava a casa in Corso Milano facendole vivere attimi di terrore, ma non aveva desistito dal continuare nel suo intento neppure davanti al marito, chiamato in aiuto dalla donna, che per giunta lo filmava con il cellulare. Al marito anzi aveva offerto droghe mentre continuava con insistenza nelle sue proposte alla moglie. Un video che aveva creato una profonda sensazione che ha permesso ai carabinieri l'identificazione dell'uomo. Si tratta di un 44enne clandestino, pluripregiudicato di origine tunisina, già espulso dalla questura di Como a ottobre, che ora è stato denunciato per molestie. Il suo raggio d'azione ha spaziato anche in Emilia-Romagna e in Lombardia, dove la sua presenza non è passata inosservata. Le forze dell'ordine lo cercano per notificargli il provvedimento a cui seguirebbero le pratiche per l'espulsione con accompagnamento coatto alla frontiera. Qualche istante di pubblicità, torniamo subito. Eccoci in studio, il telegiornale del Veneto, l'economia e il delicato tema della riforma del credito cooperativo che riceve anche il no del sindacato Fabi, che è il più rappresentativo in Veneto. Sentiamo il perché del loro no. Una riforma che snaturerà il credito cooperativo. Ne è convinto il sindacato dei bancari Fabi, maggioritario in Veneto e in Italia, preoccupato anche per i posti di lavoro. Sono già sparite le banche popolari e adesso le banche di credito cooperativo dovrebbero entrare nell'orbita di una capogruppo che diventa una SPA, però da metterla al sicuro ci sembra, a noi sindacato Fabi, ci sembra che questa adesione alle capogruppo diventa invece un controllo vero e proprio della capogruppo che avrà troppi e ampi poteri. Quindi abbiamo il timore che da gennaio del 2019 le banche di credito cooperativo non abbiano più l'autonomia che hanno prima e non potranno più servire come prima il territorio. Il passaggio da micro a macro per queste banche presenta anche una macro anomalia. Quindi i soldi li hanno in mano le BCC, i soldi sono rappresentati dai soci, ma comanderanno le capogruppo che non apportano capitale, quindi è un po' una cosa molto strana. Che ci azzecca, verrebbe da dire che la capofila decida come usare i capitali della BCC di un paesino del Veneto. Ci azzecca con il controllo sui capitali impegnati, i prestiti, le esposizioni e alla fine il bilancio. Ma in Germania, evidenzia Azzolin, le BCC fanno una sorta di mutuo controllo dei bilanci, collaborando tra loro ma rimanendo autonome e sempre di riferimento per famiglie, artigiani e agricoltori. Cioè il 90% della clientela bancaria italiana è formata da piccoli risparmiatori, commercianti, artigiani, il 10% statisticamente è rappresentato da le grandi aziende. Noi banche di credito cooperativo dobbiamo continuare a seguire la nostra fetta di mercato, che è quel 90% di piccola clientela, siamo delle piccole banche. Allora la tradizione del presepe di Sabbia, che da quest'anno avrà una nuova location e si sposta da Jesolo a Piazza San Pietro in Vaticano. L'esposizione del tradizionale presepe di sabbia di Jesolo in Piazza San Pietro metterà la città all'onore del mondo. Ne è convinto il patriarca di Venezia Francesco Moraglia, che esprime pubblicamente tutta la sua gioia per questa occasione. L'edizione 2018 della particolare natività, che dal 2002 vede i migliori scultori del mondo modellare la sabbia per celebrare la magia del Natale, sarà infatti trasportata in Vaticano. Il presepio è un segno cristiano semplice, però è importante soprattutto se vengono valorizzate anche delle tecniche artistiche. Il luogo, lo spazio poi lo pone al centro della cattolicità, della cristianità del mondo intero. Siamo grati quindi agli artisti, all'amministrazione comunale e soprattutto alle parrocchie di Jesolo, conclude il patriarca, perché hanno saputo dare qualcosa di originale al Natale cristiano, che deve essere soprattutto carità, ma anche bellezza e fantasia. È qualcosa di evanescente, la sabbia, ed è portentoso per chi non conosce questa tecnica immaginare che per alcune settimane il mistero eterno vivrà effigiato in grani di sabbia. È Mario Conte, il sindaco di Treviso, l'ospite di questa sera di 20:10 di Ferdinando Valino, dopo il telegiornale di Treviso. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Sarà una giornata all'insegna di un tempo in genere stabile sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio.
Sul Veneto locali foschie o nebbie al mattino sulle pianure, ma in rapido dissolvimento col passare delle ore. Cielo molto nuvoloso coperto un po' su tutte le province, ma in genere senza ulteriori conseguenze. Maggiori schiarite a partire dal pomeriggio. Temperature minime tra 8 e 12 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 15 e 18 gradi. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso sarà possibile qualche foschia mattutina sulle vallate alpine, ma migliorerà a partire dal pomeriggio. Altrove sarà soleggiato ovunque con cielo al massimo poco nuvoloso. Non sono previste precipitazioni degne di nota. Temperature minime tra 10 e 11 gradi. Valori massimi compresi invece tra 16 e 19 gradi. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Bel tempo su tutti i settori della nostra regione, sarà infatti ampiamente soleggiato ovunque e il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso, salvo per qualche innocuo addensamento sulle aree meridionali. Temperature minime tra 4 e 7 gradi, massime oscillanti invece tra 17 e 18 gradi circa. Dal meteo per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.